E prosegue il nostro viaggio nell'Ogliastra. Siamo a Iersu, circa 3.200-3.300 abitanti. Questo che vedete alle mie spalle non è una base spaziale, un centro spaziale, ma un centro per vinificare un vino di eccellenza, perché Iersu è un punto di eccellenza qui in Sardegna per il Cannonau. L'importanza di questo nettare per l'Ogliastra, per Iersu, per l'economia di tutto il territorio. Sì, senz'altro il Cannonau rappresenta forse una delle poche ricchezze del nostro territorio, almeno dal punto di vista agroalimentare. Poi il contesto è un pochino più ampio perché abbiamo un patrimonio naturalistico di assoluto prestigio. Quindi l'obiettivo è che in ogni bottiglia del nostro vino che riusciamo a vendere, questo sia un testimonial, un ambasciatore della nostra tradizione, della nostra storia, della nostra conoscenza. Qui siamo forse nel posto più suggestivo di una cantina, siamo dentro la tinaia, una grande tinaia che riesce a lavorare e a contenere oltre 1 milione di litri di vino. Qui i nostri prodotti rimangono anche oltre 2 anni. E qui in questa cooperativa si svolgono diverse attività, anche di tipo, sembra curioso dirlo, culturale. Insieme alla lavorazione del vino abbiamo pensato a una cantina come uno spazio aperto ai visitatori, in modo che possano apprezzare tutte le fasi di lavorazione del nostro vino per poi terminare magari in una bella degustazione ad assaggiare insieme il frutto del nostro duro lavoro. Qui si brinda, si sta brindando. Cosa offrite ai turisti che vengono, ai visitatori, quando vengono a degustare il Cannonau? Io sono in servizio, non posso adesso. I nostri prosciutti ottimi, i nostri formaggi, questo è un formaggio particolare. Prosciutti? No, maiale. Maiale però allevati allo stato brado, quindi in gli ambienti del cinghiale. Il caglio del capretto, rinomatissimo nella nostra zona, i formaggi di capra, di pecora, che si sposano perfettamente con il Cannonau. E poi questo pane particolare? Il pane particolare, il nostro pane dei pastori, nato qui e continua... Il pistocco, no? Sì, pistocco. Simile al pane carasau che tutti conoscono, però in più alle patate e viene anche bagnato al momento del consumo. Tutti italiani, qualche straniero? Tedesco. Tedeschi? Aus Deutschland, ja. È la prima volta che venite in Sardegna? No, 8. 8 volte? 8 volte. In Sardegna? Sì. Anche lei? 8 volte? Sì. Primera vez Ogliastra. È la prima volta invece qui in Ogliastra? Yeah. Parla anche spagnolo. Com'è il Cannonau? Cannonau me gusta mucho. Una tedesca spagnola internazionale. Sì. Quindi un bel invito a venire a visitare questo angolo di Sardegna. Grazie, buon proseguimento. Qui siamo, come le altre località di questa parte di Ogliastra, sotto i tacchi. I tacchi sono altipiani calcarei che dominano, diciamo, i paesi sovrastanti, Ulassa, Iersu e tutta la zona terrenia, insomma, soprattutto si estendono su una superficie abbastanza ampia. Qual è il modo migliore per visitare queste zone? Sicuramente sarebbe o la motorbike o il trekking per un tipo di turismo sostenibile. Che tipo di trekking si fa qui? Si organizzano delle escursioni guidate e poi la caratteristica principale di questa zona qua sono le arrampicate. Sono le pareti più importanti che si trovano in Italia. Infatti Ulassa e Iersu sta diventando il punto di riferimento per i migliori escursionisti di tutto il mondo. Grazie.